Scappa in fretta perché era la polizia. Smettila, mollalo. Levati, vai via. Eccole le immagini pubblicate sulla pagina Facebook Venice My Way della notte di paura vissuta dai gestori e dagli avventori di un locale nella zona di Campo San Bartolomeo a Venezia mercoledì sera. Sono circa le 23 quando un 29enne di origini tunisine entra nel ristorante, parla con i presenti che cercano di tranquillizzarlo, lo invitano ad uscire. Vai a casa. Tranquillo, Vai a casa domani veloce. vedi te, dopo domani, dopo 3 giorni. Lui sembra calmarsi, poi all'improvviso l'aggressione ad un ragazzo. Il 29enne viene bloccato dai presenti che riescono a farlo uscire, poi sbarrano la porta d'ingresso sperando che si allontani, ma lui anziché andarsene impugna uno sgabello e lo lancia contro le vetrate del locale. In un secondo video, sempre pubblicato su Facebook, si vede il tunisino che continua nella sua azione fuori dal ristorante, mentre all'interno si sente la voce terrorizzata di una ragazza che chiede l'intervento delle forze dell'ordine. Ragazzi, fate la rotta! Ragazzi, potete venire? Subito! No, subito! No, arrivate, in fretta, per favore! Sono attimi di terrore, il 29enne poi si allontana verso San Marco. È qui che la polizia lo intercetta e lo blocca, ma l'uomo reagisce anche al controllo degli agenti, viene così portato in questura e denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.